Nonostante i toni pacati, quasi inesistenti, dei festeggiamenti a Favara del Patriarca San Giuseppe, quella delle minestre votive continua a essere una tradizione sentita dai fedeli. Nei banchetti allestiti strada dalle famiglie titolari della cosiddetta Prummisa sono sempre numerose le persone che partecipano e gustano la deliziosa minestra di legumi. Una tradizione quindi consolidata nel tempo, appuntamento a cui non mancano neanche i tanti emigranti che puntualmente l'ultima settimana di agosto ritornano nella loro città di origine proprio in occasione di San Giuseppe, un tempo la principale festa di Favara. Visti i periodi di crisi economica a cui sono soggette numerose famiglie, quest'anno l'arciprete Don Giuseppe d'Oriente ha deciso di abbassare i toni, privilegiando l'aspetto religioso a quello folclorico. L'austerity quindi contraddistingue l'edizione in corso dei festeggiamenti, niente luminarie, niente banda musicale e neanche gli attesi fuochi d'artificio. Grazie all'interessamento dei commercianti di Piazza Cavour e di una scuola di canto locale, lo spettacolo, tutto autoprodotto, sarà comunque garantito per le serate di domani e domenica prossima. Sicuramente quella del clero locale è stata una scelta difficile nello avere stravolto il programma dei festeggiamenti rispetto al passato. L'organizzazione dei momenti di preghiera, riflessione e condivisione innalzano sicuramente il valore morale dell'appuntamento. Chissà però se ai cittadini di Favara piace questa versione decisamente light o se sarebbe stata meglio per loro una festa più sfarzosa che probabilmente li avrebbe indotti ad elargire al comitato dei festeggiamenti un'offerta in denaro consona alle loro aspettative. Durante i festeggiamenti viene raccolto e donato alle famiglie in difficoltà quanto necessario.